Allora, rieccoci insieme, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, quindi abbiamo da colmare quello che c'è da colmare. Accennava il discorso dell'ISEE, tra l'altro, che ha delle novità. Siccome abbiamo parlato anche l'altra volta, non tutti hanno recepito questo. Cosa cambia? Vabbè, l'ISEE è più, diciamo che diventa più completo. E cosa vuol dire diventa più completo? Cerca di essere più equo possibile, di eliminare certe ingiustizie che magari erano presenti nell'ISEE precedente, però di conseguenza purtroppo c'è un aggravio di documentazione che l'utente, che chi richiede l'ISEE deve portare negli uffici. Adesso comunque i nostri uffici, il CAF CGIL è assolutamente strutturato, è già partito da circa una settimana, in grado benissimo di fare tutto, però il cittadino si deve pazientare, passare nelle nostre sedi, perché noi abbiamo già, il CAF CGIL ha predisposto uno stampato che è di 2 facciate, quindi è bello denso, dove sono elencati tutti i documenti da portare. Quindi passate nelle nostre sedi, vi diamo lo stampato per i documenti da portare, i nostri operatori vi spiegano anche a grandi linee quali sono questi documenti da portare, e dopodiché quando avete i documenti il nostro CAF nel giro di 5-6 giorni può dare la certificazione. E questo è l'altro intoppo, perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici diranno: come 5-6 giorni? Se fino all'anno scorso andavamo lì, portavamo tutta la documentazione e ce ne andavamo a casa con l'ISEE già in mano, perché è cambiata la normativa. Adesso le CAF ha tempo 4 giorni per mandare la documentazione all'INPS, l'INPS ha tempo 4 giorni per verificare attraverso l'Agenzia delle Entrate e altri enti eccetera la bontà della dichiarazione fatta, perché il controllo adesso non si fa più dopo, perché una volta tante persone purtroppo facevano delle dichiarazioni ISEE che non erano molto precise, salvo poi facevano un controllo a campione. Adesso no, il controllo si fa preventivo, e poi una volta che l'INPS ritorna al CAF, il CAF avrebbe 2 giorni di tempo per dare la risposta al cittadino, totale 10 giorni il cittadino deve aspettare. Il nostro CAF dice: noi la domanda, soprattutto se fatta in questo periodo, la mandiamo subito all'INPS, e quindi il tempo che l'INPS poi, anche dovesse metterci proprio 4 giorni, ci risponda, noi siamo in grado poi di darlo subito, quindi i 5-6 giorni. Diciamo che il CAF fa Questo tutto in sì. maniera assolutamente celere, però non lo può fare subito proprio perché deve attendere che gli ritorni validato da parte dell'INPS. Questa è una complicazione È una purtroppo. Da una complicazione. parte è stato rifatto tutto l'impianto dell'ISEE proprio con l'obiettivo di farlo maggiormente equo, dall'altra però purtroppo adesso i cittadini dovranno venire una volta a prendere la lista dei documenti, poi tra la lista dei documenti vi è anche da portare la media bancaria, per cui anche le banche si stanno Cosa vuol attrezzando. dire la media La bancaria? media dei depositi nell'anno precedente, la media dei depositi, perché questo influisce poi nel calcolo dell'ISEE. Ah, E quindi quindi. insomma il cittadino viene a prendere i documenti, va in banca Per a cui prendere è anche, questo. esatto, e per cui è anche più ristretta la lista di chi potrà entrare a beneficiare di determinati. Vedremo, Cioè, Questo vedremo. lo dovremo verificare, perché diciamo, nello spirito della legge c'era quello di portare maggiore equità, quindi di dare di più, dare più possibilità a chi ha meno, certo, chi diciamo, più è più bisogno, insomma. disagiato. Però poi questo conto siamo curiosi anche noi, vero Rosanna, No, di più che vederlo alla altro, allora, fine. finora com'era l'ISE? Uno doveva autocertificare il suo deposito, gli interessi praticamente dei depositi bancari, dei titoli che aveva al 31 Di di dicembre. dicembre. L'80% sembra degli ISEE praticamente non c'era questa dichiarazione. La dichiarazione era: non ho niente, non ho nulla. Poi, appunto, come diceva Maria, i controlli erano a campione. Il nuovo ISEE prevede invece un certificato che dovrebbero dare le banche. Qua bisogna che le persone si attrezzino a pretenderlo dalle loro Infatti. banche, di pretenderlo dalle banche con tutti i soldi che ci sono. Siamo il maggior paese con il maggior numero di risparmiatori, insomma. Ecco. Perché poi la contraddizione è questa:
paese con maggior numero di risparmiatori, l'80% dell'ISEE nessuno ha niente in banca, per cui c'è qualcosa che non funziona. Quindi adesso devono presentare questo certificato di giacenza media, si dice. La media dei soldi in conto corrente o in titoli mese per mese, quindi per tutti i 12 mesi. Quindi non si scappa, non si sfugge, no, non è che posso dire no, non ho niente, perché è un certificato Assolutamente, che deve essere chiesto, che deve essere chiesto, che ha anche una perché adesso valenza. ormai, guardate, lo diciamo, c'è sempre di più l'incrocio dei dati. Assolutamente. Funziona Agenzia delle Entrate, banche, INPS, no? E quant'altro. Per cui c'è senz'altro per questo nuovo ISEE un aggravio anche di lavoro per i nostri CAF, perché si parla di almeno 3/4 d'ora di tempo per la compilazione. Ci sono 4 tipi di ISEE, mentre prima era un unico ISEE, adesso sono 4 tipi, uno base, uno per se si chiedono i servizi, non so, al comune, uno se si chiede per una cosa, uno se si chiede per un'altra, insomma. E quindi e questo purtroppo, questo aggravio è perché siamo il paese dei furbi. Quindi ritorniamo al discorso E del fatto ritorniamo all'inizio. sempre là, Quindi non c'è perché speranza. dobbiamo sempre esasperare norme, leggi, no, Perché c'è sempre qualcuno per che fa il arrivare al furbo. dunque, e poi c'è sempre Quindi, qualcuno che caro ne di qualcuno, approfitta, gli altri ne traggono. a discapito però di chi effettivamente ne ha bisogno. Assolutamente, siamo arrivati al termine, il tempo è volato. Allora ci ritroveremo ancora insieme, perché naturalmente vi teniamo aggiornati un po' su tutto. Ringraziamo di essere stati qui con noi in studio. C'è qualche manifestazione prossima da annunciare, qualcosa? Velocissimo? No, tranquillo. Manifestazioni no. Iniziative? Anche se volevo parlare anche della nostra piattaforma, ma non c'è Ma non ce la tempo. facciamo, le facciamo una prossima volta. Grazie ancora, grazie a voi di averci Grazie a seguito, voi. appuntamento come sempre domani.